Bruno Pigozzo, consigliere regionale del PD e vicepresidente della Commissione Urbanistica, dove oggi è iniziata la discussione sul piano casa regionale. Quali sono i punti che il PD vuole modificare rispetto a quello che è il testo originario del provvedimento? Ma sul piano casa ci sono varie proposte, l'ultima, quella più complessiva, è dell'assessore della Giunta, che però fortunatamente è stata molto ridimensionata, e il testo che oggi è alla discussione della Commissione è un testo che in sostanza riprende esattamente il vigente piano casa, estendendo alcune possibilità di intervento che però a nostro avviso vanno recuperate in termini di competenza dei comuni. Non possiamo accettare che nei centri storici i comuni siano al di fuori delle decisioni, così pure ci sono elementi legati alla temporalità di questo piano casa, che è previsto che duri 5 anni. A nostro avviso per il momento riteniamo sufficiente un periodo di 2 anni, dopo il quale potremo valutare gli effetti e le ulteriori necessità. Un altro punto importante a nostro avviso nella proposta di piano casa è l'inserimento dei criteri antisismici, dell'abbattimento barriere architettoniche e dello spostamento di edifici attualmente in zona a rischio idraulico o idrogeologico.